Lorenzo, a te la linea. Heimdallr 1973, Frank Zappa, sempre visionario, sono la melma che esce dal tuo video. Questa canzone denuncia, insomma, denunciava già ai tempi il condizionamento che arrivava dai media, quindi un grande Frank, sempre, sempre avanti con i tempi, ma ne ascolteremo tanti altri di artisti oggi avanti con i tempi. Ce ne abbiamo tutto uno diciamo un orgoglio italiano, che è il nostro grandissimo Giorgio Gaber. Grazie di essere di nuovo qua con noi sulle frequenze di Radio Libertà in questo 2 agosto, venerdì a 2 agosto, insieme a me in regia Lorenzo Barbonari, che ringrazio sempre per lo splendido lavoro. Una giornata un po' caldina oggi, non so com'è dalle vostre parti, ma in quel di Spezia, da dove sono collegato, oggi fa veramente, veramente caldo, una settimana calda, anzi, devo dire la verità, sono stato anche a Roma questa settimana, quindi Roma peggio di La Spezia, quindi però insomma fa parte anche dell'estate, non andiamo subito a incolpare i cambiamenti climatici, d'estate ha fatto sempre caldo, ce lo prendiamo, stiamo attenti, mi raccomando, non sono un medico, non sono naturalmente quello che può lanciare certi tipi di messaggi, ma sappiate molto bene, il caldo si affronta idratandosi, bevendo, evitando le ore calde, soprattutto perché c'è una certa età, e quindi è sempre giusto ricordarlo. Anche perché lo faccio io, ho 42 anni, ma sto attento naturalmente a non uscire nelle ore calde. Oggi una giornata abbastanza movimentata, legata naturalmente a un po' balneare. Perdonatemi, avevamo tanti argomenti interessanti, uno diciamo per tutti era proprio quello legato al prezzo del grano. Ricordiamo che questa parte di filo diretto è la parte diciamo eh, più legata all'agricoltura, al mondo della pesca, all'agroalimentare, anche se vi ricordo che potete intervenire e parlare del più del meno, soprattutto vi spoilerò una cosa, dopo le 19, perché ci sarà un caro amico che ormai sentite da settimane su Radio Libertà, ma oggi ha detto voglio venire questo venerdì, facciamo un po' gli scemi come abbiamo fatto fino al mese scorso, quindi avrete questa novità, quindi potrete intervenire con un amico molto ma molto più bravo di me. Per intervenire vi ricordo assolutamente al 340 67 09659 potete mandare i vostri WhatsApp o zappe, come si dice, o potete intervenire in diretta, dato che i nostri potenti mezzi funzionano a questo punto, allo 02 ma hai cambiato la schermata, bravissimo, 0292947222. Questo è il numero per intervenire in diretta. Di cosa parliamo oggi? Intanto prego in regia naturalmente di chiamare il nostro primo ospite, perché come insomma non so se l'avete sentito, ma queste temperature comunque sia sono temperature elevate e hanno causato seri danni. Sappiamo dell'emergenza che c'è stata ultimamente per la siccità, ne abbiamo parlato, il problema della crisi idrica nel mezzogiorno, abbiamo parlato anche di come è stata divisa l'Italia paradossalmente in maniera diversa negli anni, cioè noi abbiamo avuto gli anni scorsi, 2 anni fa, praticamente un anno e mezzo fa, il problema della grande emergenza idrica ha colpito il nord Italia, poi insomma quest'anno completamente ribaltata, un altro scenario ancora completamente diverso, dove invece a soffrire di questa crisi idrica è il nostro mezzogiorno. Quindi insomma un grandissimo problema per i nostri agricoltori, sappiamo, abbiamo parlato tantissimo su queste frequenze, oggi però parleremo di un altro grave problema, perché questi problemi naturalmente sul riscaldamento delle acque e anche in concomitanza con tante altre dinamiche legate anche al movimento delle acque nelle lagune stanno creando dei grandissimi problemi proprio a chi in questo momento sta lavorando e diciamo cercava di sopravvivere come nella parte dell'allevamento ittico. Quindi avremo con noi un gradito ospite che è venuto qua a parlare con noi di un'altra emergenza che era il granchio blu, ma oggi se riusciamo a contattarlo avremo il presidente della cooperativa dei pescatori di Orbetello, quindi sapete molto bene della grandissima moria che c'è stata proprio nell'allevamento di orate e spigole, quindi insomma un grande problema non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico, quindi la stanno affrontando e ora vedremo di contattarlo perché purtroppo sono proprio presi in questi giorni dal duro lavoro che questa emergenza li sta portando.
Intanto qualche aggiornamento, mentre proviamo a chiamare il nostro amico, sulle, notizie del giorno. Naturalmente se volete parlare di pugilato siete i benvenuti, ma non come tecnico di pugilato, ma perché non ne capisco assolutamente nulla, ma se volete parlare di quello che è successo naturalmente anche nelle prossime, soprattutto nella seconda parte della trasmissione, in quel di Parigi, in quella in Francia, insomma, sappiamo molto bene le problematiche e diciamo anche, fatemi dire, un po' il, il fatemi, l'innaturalità, ma non l'innaturalità, guardate, non vado a prendere l'innaturalità nel dire maschio, donna, nel fatto di, ma faccio una domanda e prego naturalmente a chi vuole rispondere, ma se uno ha un cromosoma XY, allora o togliamo completamente il fatto delle categorie, quindi facciamo un tutti contro tutti, canottaggio, equipaggi, lotto maschile con lotto femminile, ma se c'è il cromosoma XY, a parte tutte le disfunzioni ormonali che ci possono essere, e naturalmente non sono a giudicare le persone, ma se una persona porta il cromosoma XY, voi, cioè, si può cambiare il fenotipo, la parte esterna di una persona e nessuno vuole assolutamente fare nessun tipo di discriminazione su di questo, sui diritti, sulla felicità di una persona che deve essere, insomma, la cosa principale, perché io non voglio persone infelici che vivono, quindi io sono uno di quelli che ad esempio ha una posizione molto moderata su questo, perché una persona deve vivere felice, appieno la sua sessualità, ma se tu hai un cromosoma XY, puoi gareggiare con una donna che invece ha il cromosoma XX? Questo lo chiedo agli ascoltatori, se volete intervenire, soprattutto nella seconda parte della puntata, non sarebbe male. Insomma, è una domanda, mi sembra molto tranquilla, perché si va a parlare sempre di naturalità delle cose, di rispettare, mi sembra una cosa di buon senso. Semmai togliamo qualsiasi tipo di categoria e basta, facciamo un tutti contro tutti. Le donne hanno, mi sembra, il 20% di mitocondri in meno, quindi insomma meno forza, è proprio un fatto genetico, è un fatto proprio della diversità in un individuo maschile e un individuo femminile, quindi abbiamo tante caratteristiche diverse, non capisco perché bisogna andarsi a infognare queste dinamiche, a volte basterebbe un po' di buon senso, cosa che mi sembra che la nostra amica che era seduta di fronte a me in Parlamento, l'onorevole Boldrini, purtroppo già presidente della Camera, anche nelle recenti interviste non ha avuto. Si cerca sempre di sdoganare e di dare, discriminare chi sostiene una tesi diversa. E questa è una cosa che mi fa, non so voi, incazzare tantissimo, perché uno se dice una cosa come ho detto io, che non mi sembra di aver detto una castroneria, ma sono pronto al dibattito, quindi chi vuol chiamare, ovviamente può chiamare anche adesso, e mi sembra una cosa, insomma, molto semplice. Se tu, e mi sembra da quello che è successo, quindi ricordiamo naturalmente le dinamiche, per chi non l'avesse seguito, di attualità del pugile algerino che ha combattuto contro la nostra pugile italiana in quelle delle Olimpiadi francesi, ecco, ma se bastasse, cioè, facciamo delle categorie cromosomiche, mi sembra una cosa, il DNA, la nostra libreria genetica è una cosa che è molto chiara e quindi basterebbe quella, ma senza discriminare, ma per dare delle giuste categorie. Poi semmai le togli, togliamo le categorie, io sono d'accordo, le possiamo togliere. Facciamo gareggiare l'otto del canottaggio maschile con l'otto del canottaggio femminile. Che problemi ci sono? Se volete parlare di questa cosa, comunque allo 0292947222 potete intervenire. E se non riusciamo a sentire il nostro ospite, ti prego di chiamare invece la nostra Valentina Tepedino, che la chiamiamo sempre in anticipo, anche la scorsa settimana, così se vuole intervenire e la lasciamo libera prima, anche perché so che ha un succulento convegno. Allora, vediamo un po' se intanto anche su questa polemica, perché poi si nasce in questi frangenti nascono sempre delle polemiche e devo dire la verità, si butta anche in una bagarre di chi è da una parte, sempre in tifoserie, diciamo, da una parte e dall'altra, quando invece si potrebbe discutere anche, diciamo, in maniera pacata. Ci sono dei temi da affrontare, perché non affrontarli con la serenità in cui meritano questi temi, che sono anche molto delicati, perché comunque prendono la sensibilità delle persone, la vita delle persone. Allora, tanto
vi aggiorno sulle varie ANSA a livello nazionale, dal sito dell'ansa.it, fonti governo, non è lo studio norma su extra profitti. 17,44 borsa Milano sprofonda, ma tiene quota 32.000 punti. Venerdì nero per le borse, Milano sprofonda, meno 2,55, gli analisti guardano alla Fed. Bimbo di 3 anni, ecco questa è una notizia che non vorremmo mai sentire, il bimbo di 3 anni muore annegato in piscina a Palermo. Queste veramente sono notizie che sono sconcertanti, ve la riporto per quello che dice l'ANSA, l'intervento dei sanitari non è servito, un bimbo di 3 anni è morto questo pomeriggio in via Trittone a Palermo. Secondo le prime informazioni, il picco sarebbe annegato nella piscina di casa. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia che hanno tentato di salvare il bambino. Queste sono notizie sconvolgenti, veramente sconvolgenti. E guardate, ve lo dice una persona che è passato tanti mesi, non devo dire anni, anche in Australia. In Australia hanno delle regole tassative sui cancelletti da mettere intorno alle piscine, che devono essere anche automatici, si devono richiudere al passaggio della persona e ti vengono anche a controllare in casa perché può essere una cosa che magari non l'hai messo bene, invece ti vengono a controllare e fanno delle multe salatissime, proprio perché statisticamente purtroppo sono fenomeni che succedono, perché il bambino si allontana, cade in piscina, magari va a giocare, ora non so le dinamiche di questa cosa, io veramente ci stringiamo tutti a questi momenti terribili, guarda, da genitore sono cose veramente che ti raggelano il sangue. Passiamo però a un argomento diverso, diversissimo da questa tragedia purtroppo che ha colpito Palermo, e abbiamo come ospite la nostra Valentina Tepedino. Ciao Valentina! Ciao a tutti, ciao Lorenzo. Ciao cara. E niente, come sempre te ci salvi in corner perché sei sempre disponibile. Guarda, ti dico un orario, poi cambio completamente la scaletta in corso d'opera. Anche perché dopo, se riusciremo, anzi, magari lo contatteremo insieme, vedi se ti risponde e parleremo insieme a lui con Valentina. Magari gli potrei dare anche dei consigli utili perché volevo contattare Pierluigi Piro, non so se lo conosci, Ah, certo, dei Orbetello, sì, sì. Orbetello, proprio per parlare del cataclisma, dell'emergenza annossia, emergenza alghe, emergenze del surriscaldamento delle acque che sta colpendo proprio la laguna di Orbetello, portando a una moria immensa di pesci. Tanto Valentina, dove sei? Cosa fai? E stasera raccontaci un po' del convegno e di quello di cui vorrei parlare con noi oggi, insomma, qualche succulento consiglio per i nostri ascoltatori che ricordano, naturalmente, ora sono affezionati e non bisogna ricordarlo tutte le volte, la nostra veterinaria Valentina Tepedino, direttrice di Eurofish Market, ma soprattutto diciamo scrittrice e direttrice del blog Informare per non abboccare, che è giustamente un blog che vi consiglio a tutti voi di andare a visitare perché sono degli utili insomma consigli per non prendere delle fregature quando si va al ristorante o si va a comprare il pesce. Di cosa ci parli oggi, Valentina? Grazie. Allora, oggi anche di tutto quello che mi chiederai, stasera poi dopo le 20 sono alla Corte dei Granai a Maglie, in Puglia, provincia di Lecce, che è molto molto carino questo comune, e hanno organizzato proprio un food talk sui prodotti ittici tra dieta mediterranea e pescato locale. Infatti ci sarà anche Michele Virabella come divulgatore scientifico per dire delle cose relativamente al valore nutrizionale delle specialistiche, Moioli di Slow Food, il mio compagno di avventure Tinto quando abbiamo fatto un pescino mi tinto, quindi adesso fa camper. E, insomma, una squadra a parlare un po' dell'importanza, quello che facciamo sempre in trasmissione con te, di conoscere anche il prodotto ittico locale. Qui chiaramente parleremo anche di cosa adesso si può trovare in Puglia, e di imparare e soprattutto sceglierlo quando possibile, scegliere il ristorante e sceglierlo in pescheria. Ripeto, non deve essere una regola, è sempre, perché effettivamente il prodotto ittico magari locale ha anche un prezzo superiore, quindi non è neanche giusto far credere
che prendendo il prodotto del posto costi di meno, perché molte volte costa di più, ma non perché sono cattivi, ma semplicemente perché la nostra produzione ittica, parlo in linea generale, poi ci sono anche da noi delle situazioni di maggiore offerta, è più costoso. Il costo di produzione proprio è maggiore, perché costano di più gli stipendi, costa di più il carburante, costa di più in generale la produzione di questi prodotti. Quindi è naturale che anche per poter mantenere sia la dignità del mestiere, sia far sì che insomma possano davvero portarlo avanti, il prodotto debba essere pagato correttamente. Ecco, questo in estrema sintesi. Assolutamente d'accordo con te, però ecco c'è, quindi prodotti del territorio, si parlerà anche di vino fra parentesi, quindi avremo, prodotto ittico pugliese, vino, insomma prodotti locali, insomma Sì, tanta sì, roba sì, mi viene da sì, dire. sì, sì, Ecco, io da sono veterinario esatto. e da medico ti faccio una domanda, così almeno nell'abbinamento dei vini non ti vogliamo però ecco, No, per no. mangiare è cioè tu quando mangi il pesce lo accompagni con del vino per assaporare bene il pesce? Perché c'è questa cosa che il pesce senza un bicchiere di vino bianco non possa andare giù. Una curiosità, te da Eh, medico, da veterinario e quindi stai anche, secondo guarda, me, molto è attenta tutto ai nella gusti, ai sapori, moderazione, alla freschezza. nell'equilibrio. Cosa fai? Dimmi. No, è tutto, ripeto, nella moderazione e nell'equilibrio, nel senso che l'importante è sempre, lo ci insegna la nostra dieta mediterranea, variare, e quindi comunque variare il pesce, le specie di pesce, i pesci grandi e pesci piccoli, le provenienze, e anche il vino. Io personalmente amo anche il rosso col pesce, a me il rosso piace tantissimo in generale, e devo dire che ultimamente sto trovando sempre più anche ristoranti che lo propongono con il prodotto ittico. Mangio spesso fuori e quindi vedo che comunque viene proposto spesso questo abbinamento anche con Sì, i prodotti. è stata Chiaramente sfattata la cosa del sì, è bianco, stata un solo il po' bianco. C'è da sfatata dire che con questo anche caldo qua adesso pensare a un bicchiere di vino a rosso pugliese, a un primitivo, mi viene un po', devo dire la verità, un mezzo Ah colpo. certo, certo, certo. No, ma sicuramente poi la sera, perché direi che a pranzo è proprio forse impossibile, magari col fresco della sera può essere con questo abbinamento, ci potrebbe stare rosso o rosé, comunque fanno anche degli ottimi rosé, Ti quindi faccio una domanda, tanto poi magari vediamo se dopo la pubblicità, dopo lo stacchetto che fra qualche minuto faremo, riusciamo a ricontattare il nostro ospite. sì. Di cosa ne pensi a bruciapelo di questa grande moria che c'è stata ad Orbetello, che ha preso diciamo non solo la stampa italiana, ma anche la stampa internazionale, per essere stata veramente di una moria, di migliaia di pesci e che ha coinvolto una delle lagune, fra parentesi, più belle del nostro paese? Purtroppo non è neanche la prima volta, perché c'era già stata in passato, l'ultima nel 2015 comunque, questa da quello che stanno dicendo adesso è peggio dell'ultima, della precedente, e sicuramente si tratta di anossia, almeno da quello che rilevano in molti. Io tra l'altro quando mi hai contattato per la partecipazione oggi, ho sentito, anche perché oltre ai pesci avevo già avuto segnalazioni di morte anche del granchio blu, che Sì. per il momento è L'unica anche cosa uno. buona di questa ansia che sta portando via Esatto, anche tanti granchi blu, che ci dispiace, ora non è che se noi siamo a augurare la morte al granchio blu, però come no. sapete il granchio blu è un animale che non è, endemico dei nostri mari e che sta portando, diciamo, un sacco di problemi sia ai nostri ostricoltori, sia ai nostri allevatori, ad esempio anche di pesci, perché la davano problemi anche ad orbetello, di predazioni, di vertebrati, perché questo qua nuota, con le sue chele potenti, fa diciamo il bello e il cattivo tempo all'interno delle lagune. Però insomma, no, perché non vorrei che uno dice augura la morte così, no, però insomma, No, almeno no, ma diciamo si è adesso abbassata la popolazione da ripeto, a quel punto parte di gli vista. scherzi, si sta cercando, tanto che sanno, dovrebbe esserci a brevissimo un commissario nazionale, quindi credo che sia sotto gli occhi di tutti il problema del granchio blu e del fatto che, oltre che avere mangiato la vongola verace, sta anche mangiando altro, perché sta attaccando tutte le larve anche dei pesci, in molte zone le acciughe sono smangiucchiate,
insomma mangia un po' di tutto, quindi va contenuto, bisogna trovare la strada, sicuramente non è questa dell'anosia, nel senso che questo è un fenomeno che fa male poi a tutti, quindi non va bene, però io ero arrivata a documentarmi un po' sul fenomeno proprio perché avevo letto più notizie nell'ultima settimana su morire di granchio blu, e quindi mi ero informata e ti trasferisco che anche nella zona veneta del Polesine, dove il tema è molto sentito, granchio blu, sono state rivelate, mi dicevano soprattutto femmine, perché probabilmente sono anche più deboli, perché hanno diciamo fatto le uova, e quindi fondamentalmente dice che hanno trovato grandi gruppi di femmine, perché si differenziano molto facilmente, quindi di morte per anossia. Quindi adesso la tragedia ad Orbetello, con queste isole proprio di pesci morti, tra l'altro pesci pregiati, parliamo anche dell'anguilla. Valentina, ti devo fermare un attimo perché abbiamo qualche sì, secondo di stacco pubblicitario e poi siete di nuovo qua con noi, con perfetto. Valentina Tepedino. A tra poco. E parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A voi la linea. Grazie a te Lorenzo. E niente, siamo ancora qua con Valentina Tepedino a parlare di pesci, pesca, di purtroppo morire di pesci, di allevamento ittico. Quindi se volete intervenire, chiedere qualche informazione naturalmente alla nostra Valentina Tepedino, anche non so, qualche consiglio su cosa comprare in questa stagione estiva, calda stagione estiva come prodotto ittico, potete chiamarcelo 02 9294 7222. Valentina, allora parlavi della moria di Orbetello. Sì, parlavo della moria di Orbetello, come dicevo, praticamente sono state documentate, si sono viste nei servizi anche telegiornali, eccetera, isole proprio di pesci in specie pregiate come l'anguilla, ripeto, che tra l'altro è una specie a rischio, quindi molto controllata, perché ce n'è poca, quindi fa veramente tristezza vederla poi morta e galleggiante in queste come un'isola in mezzo alle lagune, ma il problema è che sicuramente lì dove, in particolare dove è avvenuto il fenomeno, sia per il granchio blu che per queste specie ittiche, l'acqua è bassa, cioè adesso che sta facendo molto caldo, ci sono molte alghe, cioè va anche aiutato un po' l'ambiente, per cui sicuramente serve una gestione, anche in virtù del fatto che ci sono stati comunque dei cambiamenti climatici, eccetera, va fatta una gestione forse più puntuale anche di tutte queste aree. Anche l'anno scorso, quando c'è stata la siccità prolungata in Veneto, cioè sicuramente vanno gestite più possibile in anticipo, ripulendo dalle alghe, no? Cosa è possibile, ci sono proprio delle attrezzature specifiche che fanno questo, scavare, ripulire i canali che permettono, non so, la movimentazione delle acque, quindi bisogna lavorare d'anticipo. Questo sicuramente sarà sempre di più la cura proprio di tutte queste aree, perché altrimenti saranno le prime a soffrire ogni volta che c'è qualsiasi tipo di problema nuovo o vecchio che sia climatico, perché ripeto, sono ricorsi storici dove si ripresentano. Cioè la cosa più importante sarebbe anticiparle sapendo i nostri genitori, cioè tutta una serie di prevenzioni utili allo scopo, anche perché, ripeto, succede e poi risuccede, perché è così, quindi questo è quello che penso io chiaramente, ma vedo anche nelle critiche, leggendo un po' le cronache di questi fenomeni, e tutte le volte che capita sono sempre quelli, perché poi le zone sono quelle, cioè il problema principale è che parliamo di zone, per chi ci ascolta e non lo sa, dove l'acqua, ripeto,
basta. Quindi comunque come c'è un problema o di acqua che non arriva o di alghe, immediatamente lì chi c'è dentro soffre. Ecco. Il microfono Lorenzo. Il microfono Lorenzo. Ecco. Mi sentite? Sì, grazie, scusami Ecco. Valentina, ero io che mi era partita un attimo la connessione, adesso sono di nuovo con voi. Ok. No, dicevo, son zone diverse, ad esempio come l'allevamento in mare, ma proprio per parlare di allevamento, fortunatamente, è qua con noi Pierluigi Piro. Io ti ringrazio Pierluigi per essere con noi, anche perché hai un sacco di problemi, stai affrontando un'emergenza veramente, con la E maiuscola mi viene da dire, fra parentesi, insomma non è neanche un periodo fantastico per il mercato ittico, per il mercato del pesce, e adesso ritrovarsi anche a curare un'emergenza di questo tipo è veramente, veramente una situazione. Eri appena uscito, fammi dire, appena uscito, eravate appena dentro l'emergenza del granchio blu che dava fastidio anche a voi, e mi ricordo insomma che eravate seduti anche voi al tavolo al ministero. Adesso vi ritrovate anche alle prese con questa tragedia, si può dire, fra virgolette, ambientale, ma una tragedia ambientale. Sì, buonasera a tutti, grazie per avermi chiamato. Sì, avete detto bene, l'emergenza è un'emergenza con la E maiuscola, non sappiamo ancora in itinere, nel senso che si sta ancora sviluppando, anche se qualcuno aveva supposto che praticamente era finita. A oggi la situazione si sta addirittura evolvendo nella laguna di Ponente, quindi oltre i 250 quintali di pesce già smaltito, ne stanno arrivando degli altri che costituiscono un grosso problema che si protrarrà a prescindere per i prossimi 5 anni, perché al di là del pesce adulto che è morto, sono morti gli avanotti, e se considerate che per portare un'anguilla a dimensioni vendita occorrono 8 anni, per portare un cefalo ne occorrono 5 anni, e per far crescere un'orata occorrono 36 mesi, per cui vi potete immaginare di circa 850 quintali smaltiti, arriveremo e supereremo sicuramente i 1000 quintali, che tipo di danno dovremo affrontare in itinere. Ma una poi catastrofe per Luigi. Tanto ricordo che c'è con noi collegata al telefono l'amica Valentina Tepedino, che conoscerei molto bene, medico veterinario, stiamo parlando proprio anche di queste dinamiche, cifre che fanno rabbrividire anche i nostri radioascoltatori, sono sicuro. Non si riesce a vendere quasi niente di questo prodotto, cioè è proprio da smaltire e basta. No. Sì, purtroppo intanto saluto Pierluigi e mi dispiace tanto quello che sta succedendo, esatto, perché proprio non se lo meritavano, perché tutta quella zona sta avendo un problema dietro l'altro, davvero, e non da quest'anno. No, purtroppo, quindi parlo da medico veterinario, se il pesce è morto in acqua non riescono a dargli una destinazione, diciamo, quindi è veramente un problema e uno spreco enorme, diciamo, quindi anche lì probabilmente sarebbe utile, andando a capire le cause, però bisognerebbe anche capire, poi dopo fare chiaramente visite eccetera, andare magari a interpellare, così come è stato fatto per altre attività dove si doveva smaltire del prodotto ittico, e si è riusciti poi a trovargli altri canali. Bisognerebbe forse fare qualcosa, perché quando succedono è veramente un peccato poi No, poi diventa anche una spesa, Pierluigi, ora chiedo a te, diventa anche una spesa di lavoro, un lavoro che non porta guadagno, e soprattutto poi insomma si paga anche per lo smaltimento. Come la state cavando adesso? Allora, per quanto riguarda lo smaltimento, in questo momento è a carico dell'amministrazione comunale. Noi stiamo semplicemente stiamo raccogliendo le carcasse. Insieme a noi, vista l'emergenza, sono state assunte altre 7 aziende, però non vi dico che è una battaglia impari, cioè non vi rendete conto quello che sta accadendo. Ma io mi volevo riallacciare al discorso di Valentina, che stimo e che ho avuto la fortuna di conoscere. Qui non è un problema
è un problema strutturale. Cioè qui un caso simile avvenne proprio 9 anni fa, in stessa data, 25 luglio 2015, morirono oltre 1000 quintali di pesce. Quello che dico io, e ora mi sento di poter fare polemica, che dal 2015 al 2024 non è stato fatto nulla di strutturale per mettere in sicurezza una laguna. Questa è la follia. Questa è la follia. Quindi interventi, dici, di pulizia, interventi di circolazione delle acque, di idrodinamismo, non so come si possono dire, Pierluigi, anche per spiegarlo ai nostri radioascoltatori, cosa servirebbe alla laguna di Orbetello per dare la sicurezza, naturalmente, che la vita rimanga, perché poi è anche un fatto ambientale, perché poi sì che poi le lagune si riprendono, ma questi shock distruggono non solamente i pesci che ma distruggono gli habitat, li cambiano gli habitat, cambiano la faccia della laguna, mi viene da dire. Quindi, ecco, cosa servirebbe alla laguna per poter garantire il vostro lavoro e soprattutto per sopravvivere come ecosistema? Allora, prima di tutto servirebbe che una volta tanto i pescatori fossero al centro dei tavoli di lavoro delle commissioni scientifiche, perché la commissione scientifica che si occupa della laguna Orbetello non ha alcuna competenza, tanto per dire. Sono tutti scienziati, professori, però ogni laguna ha le sue criticità. La laguna Orbetello ha bisogno di essere scavata nei canali per avere un ricircolo idrico importante, ha bisogno di nuove pompe che spingono acqua dal mare verso la laguna per poi farla riuscire nel momento in cui c'è bisogno. E poi soprattutto abbiamo una flotta navale che raccoglie le alghe, che oggi è costituita da 2 barche che hanno oltre 45 anni. Voi capite che se mi si rompe un pezzo mi arriva dopo 1 mese e mezzo, ma poi sono obsolete. Una flotta navale che può intervenire nei momenti di criticità sia per apportare ossigeno che per raccogliere le alghe. Noi tutte queste cose le stiamo dicendo dal 2016, dopo la moria del 2015. Quando vi dico che il vero problema è non essere ai tavoli di lavoro dove tutti si confrontano senza conoscere l'ambiente, è il problema. Cioè il pescatore si accorge di una possibile anossina 2 giorni dopo, perché il pesce, 2 giorni prima, perché il pesce si assomma. Cioè quando il pesce si assomma per cercare ossigeno è il segnale che sta per accadere qualcosa. Però se non possiamo dire la nostra, obiettivamente, Luigi, cagliamo. Guarda, ti interrompo perché è una mea culpa che faccio io, perché ho 2 piedi, ma anche Valentina ha i piedi in 2 scarpe, quindi può anche accettare la critica che ci facciamo sia ai veterinari sia ai biologi. Il fatto di ascoltare, di mettere all'interno dei tavoli la rappresentanza delle marinerie, dei pescatori, di chi lavora sul territorio è fondamentale, perché il pescatore sta H24 in mare ed è una testimonianza che il biologo marino, il veterinario che va a fare le analisi, fa i campionamenti, non ha, perché ci va ogni tanto. Sì, ci sono i veterinari naturalmente delle aziende che sono sul territorio, ma non c'è quella costanza che può avere chi va in barca, chi sta lì, chi lavora, che come prende e guarda quelle piccole modifiche, magari che l'ha insegnato la tradizione o lavoro, diciamo, in famiglia, però sono quelle cose che sono delle testimonianze fondamentali. Quindi sottoscrivo pienamente quello che hai detto. Valentina, come si potrà... prima faccio una domanda a Pierluigi, perdonami. Come facciamo a far sì che la situazione, cioè il futuro, come lo garantiamo adesso ai pescatori di Orbetello? Il futuro, allora, al momento ti posso dire non lo so, perché la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, però ha stanziato 1 milione d'euro, di cui 350.000 euro vanno al comune per smaltire i pesci, no? Cioè non può essere una somma così che può in qualche modo mettere i pescatori nelle possibilità di ripartire. Qui ci sono da azionare subito i sistemi di prevenzione già da settembre per far sì che il prossimo anno questa roba non accada. Portare ristoro ai pescatori, che dovranno essere occupati più che nella pesca, nella pulizia dell'ambiente, e poi trovare dei fondi per ripopolare un ambiente che ormai è stato devastato. Per cui fondamentalmente noi lo facevamo. Considerate che noi da
dal 2016 ogni anno spendiamo 250-300 mila euro per ripopolare la laguna e quest'anno questi investimenti sono andati in fumo. Quindi più di 1 milione di euro solo di investimenti sono andati in fumo. Per cui questa è un po' la situazione. Vediamo, ora come ora stiamo aspettando l'evoluzione che è ancora in divenire, purtroppo. Pierluigi, fammi dire che è una cosa che non dovrà gestire solamente la regione toscana, ma dovrà essere un problema portato sui tavoli nazionali, perché si parla già di cifre importanti e di una situazione che merita veramente di essere risolta. Io ti ringrazio per essere stato in linea, diciamo, che hai dato del tuo tempo in questo momento alla nostra radio. Naturalmente, guarda, ora vedremo come evolverà la radio durante il mese di agosto, ma per qualsiasi aggiornamento sai che ci siamo sempre. Grazie per Luigi Piro della Cooperativa di Pescatori di Orbetello. Grazie per Luigi, veramente. A voi. Ciao. E allora, Valentina, un'immane tragedia, parliamo veramente di cifre immense, quasi sconcertanti, 1000 quintali, situazioni in cui non dovremo mai arrivare fino a questo punto, mi viene da dire, no? No, parlando adesso anche della questione della risorsa che si è ridotta. Abbiamo perso Valentina? Gli è caduta la linea, la richiamo subito. Vai, Lore, tranquillo. Intanto ricordiamo, siete sulle frequenze di Radio Libertà, non siete su Linea Blu. Abbiamo preso, diciamo, un po' la puntata, diciamo, molto, molto marina, ma sapete che con me in conduzione cerco di portarvi un po' dell'aria di mare. Purtroppo questa non è un'area molto simpatica perché stiamo parlando della moria di pesci di Orbetello, però stiamo cercando di stemperare questo clima caldo facendovi almeno andare in questi posti con le immaginazioni, perché naturalmente non è in vacanza ed è nel traffico cittadino, perché malgrado tutto c'è anche le persone che lavorano in agosto, quindi di farvi almeno sentire un po' il salmastro, un po' delle onde spumeggianti, in questo caso del Mar Tirreno, perché parliamo della laguna di Orbetello, quindi diciamo questa laguna che si affaccia, diciamo, sulla parte tirrenica del nostro paese. Ce la facciamo sentire Valentina ancora per questi ultimi minuti, Lore? Ecco, la sto chiamando, ecco, la risposta è adesso, ecco. Vale, sei caduta, Vale. Valentina, ci sei? Batti un colpo. Niente, Lore, mi sa che è in una zona che Ecco, la prende sto male. mettendo in linea, ecco. Ecco. Ciao Valentina, scusami, è caduta la linea? Ci sei di nuovo con noi? Ci sono, mi scusi, Grande, ma non so eravamo cosa è successo. preoccupati, ho detto cosa è successo. No, stessi in tiro. No, Allora passiamo passiamo un attimo da diciamo purtroppo questa brutta notizia che ha colpito la laguna di Orbetello, e ti chiedo veramente le ultime 2 parole, poi ti lasciamo naturalmente il tuo impegno a questo convegno di stasera molto, molto, molto interessante. Ecco, qualche consiglio te lo chiediamo sempre. Siamo ad agosto, caldo, fermo biologico in alcune parti d'Italia, quindi se andate ad esempio, ora non mi ricordo bene il calendario, però parte dell'Adriatico è già fermo, quindi la pesca a strascico non sta lavorando. Quindi abbiamo un maculage di info, insomma, che i consumatori non sanno, ma esistono, quindi in certe zone non si pesca. Che consiglio puoi dare ai nostri consumatori anche su una specie da scegliere, magari una specie povera, qualcosa da poter cercare, da chiedere al ristoratore, che magari non ce l'ha, però la prossima volta magari sul mercato lo compra e prova a proporlo ai suoi clienti. Certo, guarda, intanto parlando del nostro pesce, forse più tipico, ma anche tra quello più negli elenchi del pesce più consumato, le alici. Io adesso sono in Puglia, come dicevo, per l'evento Fish Wine ed Emotion, e le ho viste a 4 euro. È vero che qui magari il mercato le vende a meno rispetto alle piazze di Milano, Bologna, Sì, ma dovresti sapere quanto le pagano al pescatore, perché quella cassetta lì l'avrà venduta a 7 euro la cassetta da 7-8 kg, te lo dico, da pescatori d'acciughe, è capace che l'hanno venduta a 10 euro se va bene, quindi fatti il calcolo a 1 euro e mezzo al chilo, per dirti. Sì.
la tragedia è sì. proprio questa. Scusami, ti È faccio una finire, vai. tragedia, infatti lo abbiamo forse ricordato proprio nella sua trasmissione, lo stesso per diverse specie che noi riteniamo povere, perché a volte si parla delle la lice, un pesce povero. No, a parte che non è povero per niente, perché dal punto di vista nutrizionale e sensoriale è un prodotto eccezionale, ma il fatto è che quando noi pensiamo di spendere meno è perché c'è qualcuno che ha pagato poi poco questo prodotto. E ripeto, il problema è che noi dobbiamo mantenerli questi pescatori, perché altrimenti nessuno farà più questo mestiere, quindi bisogna assolutamente imparare a valorizzare specie come la lice, così come la cozza, perché è un'altra di quelle specie che sinceramente vedo sempre con prezzi che sono ridicoli in giro, e anche quello mi spiace tanto, ecco. E sicuramente con questo caldo incredibile che c'è, il mio consiglio è di evitare di andare al mercato del pesce e al dettaglio, sia che sia un mercato rionale che una pescheria di un supermercato, una pescheria tradizionale, di andare e poi stare per strada con questo sacchetto per ore, ma anche un'ora, con questo caldo sufficiente, perché è pericoloso, perché al di là del fatto di portare a casa un prodotto che può cambiare la qualità sensoriale perché ha sofferto, ma anche dal punto di vista della sicurezza, se sono specie come la stessa acciuga, un tonno, uno sgombro, potrebbe poi avere anche delle ripercussioni per la formazione di stamina, e quindi persone allergiche potrebbero manifestare poi reazioni poco simpatiche. Quindi ecco, è fondamentale fare la spesa del prodotto ittico portando contenitori isotermici o andando all'ultimo momento prima di tornare a casa. Questo ricordiamolo sempre, perché a volte non ci si pensa e è un momento che poi si incontra una persona, ci si mette a parlare. Ecco, col caldo, se non hai il contenitore isotermico, non andare a comprare il pesce, soprattutto in questo periodo, acquistalo con queste modalità che stiamo suggerendo. Ecco. Assolutamente sì, mi viene da pensare, soprattutto ad esempio anche il tonno, i tranci di tonno, e Sì. tutto un po'. E poi fatemi dire, proprio la bontà del pesce e la freschezza, quindi quando viene meno, poi pensate alla fatica molte volte che fanno i pescatori, io vi parlo per le acciughe, che cerchiamo di ghiacciarle, portarle, belle, perfette, le ghiacciamo, usiamo quintali e quintali di ghiaccio per tenerle belle, luccicanti, e poi, vengono magari buttate su un banco così e si prendono e si lasciano lì. No, non lo fate, ve lo dico da pescatore, perché la bontà proprio anche dell'acciuga, che abbiamo parlato di acciughe, è consumarla fresca, consumarla, che è ancora bella. Io a volte, fammi dire Valentina, quando vado in alcuni supermercati vedo le acciughe che ci sono e come vengono vendute magari di un giorno, 2 giorni, io dico sempre, da noi in Liguria è il pan d'umà, quindi va consumato fresco, va mangiato a pranzo e a cena è già troppo, per dirti quanto possa essere fissato sulla freschezza dell'acciuga. Ma in tutto questo, io quando le vedo sui tavoli, sui banchi del supermercato, magari per l'ASL vanno bene, ma io non le darei neanche al mio gatto, devo dire la verità. No, dato che ci sei, possiamo anche dire non comprare dove non vedono, soprattutto a volte capita nei banchi rionali, se non c'è il ghiaccio comunque sistemata, se viene refrigerato, se sono dei gran mucchi di acciughe che sopra sicuramente stanno soffrendo tanto, di lasciarle lì, anche se è un peccato. Ma quando vedete già la testa rossa, l'occhio rosso, vedete il pesce così, ragazzi, io vi dico, l'asciuga deve essere dipinta, deve essere la bella. Quando è bella, azzurra, deve essere proprio come appena allora lì mangiate un prodotto e quando arrivate a casa che sia stata pescata in Adriatico, nel Tirreno, dove secondo me sono più buone e non me ne vogliono i miei colleghi dell'Adriatico, ma insomma, mangiate un prodotto di estrema qualità. Se la mangiate di 2 giorni, 3 giorni, piuttosto guardate, apretevi la scatoletta di tonno, vi fate un bel tramezzino con una foglia di insalata, tanto non ve la gustate come ve la dovete gustare. Valentina, io ti ringrazio, non so se ci risentiremo, semmai ci risentiamo a settembre. Io ti auguro naturalmente tanti auguri per una bella tanto sei in Puglia, sei già in un posto meraviglioso, ma per stasera insomma questo convegno, ma tanto sappiamo che ti difendi in maniera
superlativa, quindi sarà veramente Dipenderà un dal Stato italiano. ma sarà anche guarda, lanci veramente dei messaggi molto importanti, quindi sarà fortunato chi andrà a vedere stasera Valentina Tepedino. Io ti ringrazio. Ciao Valentina. A te, a voi. Ciao, buone vacanze. Ciao. Allora, sono le 18:54 minuti di questo venerdì 2 agosto. Siete in collegamento sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Filo Diretto, un filo diretto molto marinizzato, molto un po' salmastro perché abbiamo parlato della laguna Terbattello, però sempre sui temi del mare. Intanto vi aggiorno prima di fare questa piccola pausa, poi dopo avremo una sorpresona in tutti i sensi, perché è diciamo un omone e quindi un omone grosso ti fa la sorpresa grossa da dire a quel punto di vista lì, non è che è una sorpresina piccolina. Intanto vi dico, ma l'avete visto quanto gasa il video di Hulk Hogan per Donald Trump? Io lo dico al nostro amico che si occupa della politica americana, andatevi a vedere, c'è mi sembra il video su Rai News, Hulk Hogan che si strappa la maglietta e sotto alla maglietta di Donald Trump. Veramente, per uno che è nato ed era da ragazzino, vedeva Hulk Hogan il wrestling, lì sono stati 1000 punti, un mito assoluto. Vabbè, insomma, la prendiamo un po' a ridere, queste cose un po' goliardiche, ma ci vogliono, ci love. E allora, 16:57, dall'ANSA sempre nazionale, riprendo un po' di notizie precedenti. L'Argentina riconosce González presidente del Venezuela, sapete le polemiche che ci sono state sempre per le recenti elezioni in Venezuela e diciamo la denuncia da parte dell'opposizione di brogli elettorali. Non ho da darvi altri aggiornamenti, ritorniamo a vedere un attimo se abbiamo anche qualche aggiornamento su altre testate, ma per adesso rimaniamo sempre sull'ANSA, le Olimpiadi. Ecco, una brutta notizia invece viene sempre anche dalla nostra protezione civile. Oggi 33 richieste di intervento aereo per quanto riguarda gli incendi, quindi questo caldo e qualche, fatemi dire, anche testa di cazzo che ogni tanto ci si mette a bruciare i boschi, insomma, non mancano mai gli idioti, quindi 33 richieste di intervento aereo, quindi insomma una situazione per adesso naturalmente sotto controllo, ma deve tenerci naturalmente pronti. Fortunatamente sono presenti i nostri Canadair. Devo dire la verità, mi ero occupato anche in passato della presenza dei Canadair sul nostro territorio nazionale, ne servirebbero sicuramente molti di più rispetto a quello che abbiamo in questo momento. Vi leggo questa notizia proprio che arriva dalla Protezione Civile. Nella giornata di oggi gli equipaggi dei Canadair, degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle 18 sono 33 le richieste di concorso aereo ricevute dal centro operativo aereo unificato del Dipartimento, di cui 7 dalla Sardegna, 5 dalla Sicilia, 4 ciascuna da Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria, 3 dall'Abruzzo e 2 dalla Campania. L'intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo e spegnere finora 13 roghi, quindi abbiamo ancora praticamente una ventina di roghi nel nostro paese che continuano purtroppo ad andare avanti. Sono le 18:58 minuti, tanto che abbiamo il nostro stacco musicale. Direi al nostro Lorenzo di andare in pausa. Dopo ti prego di chiamare con Skype la nostra sorpresona in bella infiocchettata per i nostri ascoltatori. Cosa vi faccio ascoltare adesso? Vi faccio ascoltare per il chitarrista della settimana, chi se non lui, se non uno purtroppo è recentemente scomparso, diciamo l'inventore di una parte del mondo del rock moderno e della chitarra, naturalmente rock moderna. Parliamo di Eddie Van Halen, che purtroppo ci ha lasciato nel 2020, e questo è un pezzo del 1986, proprio di Van Halen. Panama, a tra poco.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. A voi la linea. E c'è la sorpresina, Lorenz, nella chat c'è quel pezzo che ti ho mandato. Vai col pezzo. Vai col pezzo, sei pronto, vai. Aspetta, non lo vedo, aspetta. Guarda un attimo nella chat della radio. Ecco, hai visto? Per siete di DJ, ragazzi, se No. Però lo deve sentire pure lui nelle No, non lo vedo. Hai toppato. No, è qua nella chat Radio Libertà, porca vacca. Aspetta che te la mando nella chat di questa conversazione. Ecco qua. Adesso la vedi? Sì, adesso lo vedo. Benissimo. Allora mi raccomando, mandalo, soprattutto deve arrivare in cuffia a lui, dopodiché lo puoi sfumare, basta che resta come tappeto, perché dobbiamo spiegare, prego. Ma non posso perché è la stessa uscita se me lo mandi da Skype. O si sente quello o voi. E vabbè, mandane un pezzettino e poi sfuma, va. Ok. Grazie. È il bello. Allora, che cos'è? Tu guardavi la televisione come tutti i bambini normali, no? Ah, coso! Extraordine. No. Sì. Allora rientriamo intanto, devi rientrare, grazie Lorenzo che è stato queste antiche cose di Antonino. No, non la riconosco, Anto, mi hai colto alla sprovvista. Cioè tu negli anni '80 non guardavi la televisione come Vabbè, tutti i bambini normali. Tu pensavi solo ai saraghi, alla vita ai sessuale, saraghi, l'hai detto anche ai saraghi, ai saraghi. Viva il compare, cioè ragazzi, che questa è Cristina Hansen, Lady Godiva 1987, la sigla di Professione Vacanze. Ah, vabbè, ma no, ma scusami, ma mia madre, 2 lauree, mezza comunista che poi è stata convertita, mi faceva vedere Jerry Calà, secondo te, ma cioè, ma di cosa Vabbè, stiamo allora parlando? intanto io domani farò ovviamente una binge watching e mi farò tutta la serie, perché non è estate se non c'è la visione di Professione Vacanze, visto che ora sono in ferie. Ma poi soprattutto vorrei iniziare citando l'accoglienza che si faceva al resort di Cala Corvino, e cioè We are the world, we are the village. Hai visto? Ecco. Ah, vedi che mo ti ricordi. Bene, e allora tanto. ci mancava Antonino, mi hai lasciato per un mese da solo. E non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose insieme. Allora, prima di andare completamente fuori, anche perché il caldo, tutte queste cose. Io ero già nel 1974, può essere Dorighezzi, e tu mi togli la poesia così, veramente. Comunque, prima che il caldo ci fonda completamente l'encefalo, parliamo di qualcosa. Oggi sei qua con noi, ne avrei già parlato. Qualcosa. Sei un coglione, lo sai, eh? No, per carità, io non... Cioè, è qualcosa che, insomma... No, qualcosa che c'è. Qualcosa che c'è, non si sa se c'è. Non si sa se... In realtà non c'è, che si in sappia, realtà, non c'è. in realtà non c'è. O non c'è o non c'è.
No, non c'è. Non ce l'ha. Ok. Però stavamo parlando all'inizio della trasmissione, abbiamo parlato di questa cosa che secondo me è abbastanza scontata. Ho sentito anzi nella tua rassegna stampa di stamattina che c'era un noto professore, non mi ricordo, forse dell'Università di Padova, comunque un medico, in cui diceva praticamente che insomma basterebbe andare, e stiamo sempre naturalmente, oltre che essere due idioti, naturalmente ci scusiamo per eventuali persone che si possono essere offese delle battute incivili che facciamo, ma stiamo parlando sempre del caso del pugilesso algerino e della nostra pugile italiana del match di ieri. Diceva in rassegna stampa una cosa abbastanza semplice: test del DNA, abbiamo una libreria genetica che, indipendentemente anche dalla persona fisica che uno si può parlare avanti, ad esempio, se voi andate a fare ormai sappiamo tutti, a parte le vicende giudiziarie, ma guardate tutte le serie crime, sapete molto bene che domani mattina siete dentro a un giallo, no? Avete commesso, se voi andate via, vi trovano, capiscono, soprattutto se siete una donna o un uomo, dalle tracce che potete lasciare in giro, no? Indipendentemente che uno vi abbia visto, però riconoscono delle tracce ematiche, un capello, e vedono dal test del DNA tramite i cromosomi che sono dovuti proprio alla replicazione cellulare. Quando si replica la cellula, praticamente il DNA si va a condensare nei cromosomi, detta proprio alla buona, e i cromosomi sono particolari perché gli uomini hanno un cromosoma XY, Esatto. mentre i cromosomi della donna sono XX. Quindi è un dato di fatto, è la nostra libreria genetica, è la nostra libreria dove il DNA praticamente è come se fosse tutto il libretto di istruzioni per tutte le nostre proteine, per la nostra costituzione, per come siamo fatti. Poi naturalmente viene espresso in maniera diversa, ci sono tante dinamiche, però insomma lì c'è scritto come siamo. È proprio, insomma, la bellezza del DNA è che si modifica con la riproduzione sessuale, ci sono questi miscugli, si adatta, il miglior DNA va avanti e fa sì che la specie si vada a evolvere, quindi il DNA è la base di tutto. Ora, basterebbe la lettura dei nostri cromosomi per avere una scelta. Oppure Antonino viene da dire, sinceramente, perché andarsi a finire quel cul-de-sac? O leggiamo se uno ha i cromosomi XY o XX, oppure se uno... oppure togliamo le categorie, mi veniva da dire. Togliamo le categorie, io voglio l'otto femminile di canottaggio che va e gareggia con l'otto maschile di canottaggio. Così basta, è finita, non ci sono più tanti problemi. Basta categoria femminile e maschile. Siamo arretrati. Ma guarda, qui di arretrato c'è solo la presunzione di quelli che vengono con questo tono superiore di sfida, perché ora qua cazzeggiamo quello che volete, ma il signore che sta parlando è un biologo laureato col massimo dei voti, quindi quando parla di DNA sa che cazzo sta dicendo, a differenza mia che ho solo studiato biologia al liceo, quindi perdonate, ne sa molto di più lui, per cui quello che sta dicendo lui è vero. Allora, siccome il principio di fondo è chiedilo a qualcuno che lo sa, io aggiungo un altro elemento a questa vicenda. La natura molto spesso, o meglio, in alcuni casi può, e tu correggimi se sbaglio Lorenzo, la natura in alcuni casi può fare delle scelte particolari, non sappiamo sulla base di quali criteri. L'esempio più comune è i gemelli omozigoti e quelli eterozigoti. Certo. Perché te ne nascono due uguali o perché te ne nascono due diversi, un maschietto e una femminuccia, oppure nascono due maschietti oppure due femminucce, parti trigemellari, addirittura esagemellari, visto che oggi è il 2 agosto, ricordiamo pure che il 2 agosto dell'80 nacquero 6 gemelli in Italia, e fu un segno di speranza in mezzo al buio della bomba delle 10:25 alla stazione centrale di Bologna. Ma il punto è questo: nel caso della pugile algerina, argomento del quale si discuteva nel mondo dello sport da più di 2 anni, quindi non è che siccome Salvini ha aperto bocca sull'argomento
allora siamo tutti ignoranti. Addirittura Repubblica faceva il titolo stamattina: la fasciosfera si mobilita contro la pugile. Oggi pomeriggio io ho avuto una discussione sulla mia bacheca con una collega, la quale diceva: ah sì, facciamo un favore a Putin e ai suoi amici. Voglio dire, qui non è questione né di Putin, né della fasciosfera, né della marmotta che incarta la cioccolata e così via. La verità è che c'è un corpo di donna, perché corpo di donna è, c'ha gli attributi femminili, abbiamo appreso, il quale però contiene dei cromosomi XY che sono da maschio e produce testosterone in eccesso, il quale a sua volta ha dato un aumento di potenza, oltre che una particolare struttura, a una scocca, una carrozzeria che in teoria ragioniamo un po' come le automobili. Qui c'è una scocca di Spider che però sotto c'ha il motore del carro armato e se ammacchi un pulsante si alzano i fari di davanti e spara i missili. Questo è il punto. Però da fuori pare una Spider. E qua è la stessa cosa, c'è un corpo femminile che però per motivi scientifici ha cromosomi maschili, produce testosterone e il testosterone le ha dato un incremento di potenza che quella povera crista di Angela Carini, che è nata e cresciuta femmina, non ha. Poi dice, vabbè, però ha perso anche altri scontri, altre cose. Questo non c'entra niente. Il discorso è un uomo o è una donna? Partecipa dell'uno e dell'altro per motivi di natura? Ma allora, siccome non è né un uomo né una donna, non può combattere, o meglio, non è totalmente un uomo, ma non è nemmeno totalmente una donna, non può combattere con una donna e manco con un uomo. Allora fai la categoria a parte, perché se no qui facciamo i giochini. No, ma ora io, ti guarda, racconto una no, cosa. vedi, Antonino, Sì. vedi, io sono molto moderato su questi argomenti perché penso che prima di tutto ci sia la felicità dell'individuo che, se non danneggia il prossimo, deve vivere la sua vita felice, amando le persone che vuole amare e stando con le persone che deve stare. Ma questo è al Al di là non c'entra niente. No, certo, al di là di tutto. L'unica cosa è che ti faccio un esempio. Questa persona, io ti voglio dire, chiudiamo una stanza, no? Non sappiamo chi c'è dietro, facciamo l'analisi genetica, che è quella che ti dovrebbe dire se è maschio o femmina. Esatto. Codice genetico alla mano, io non vedo chi ho davanti, se poi ci sono delle disfunzioni ormonali, io non lo so, perché ora, da quanto hanno detto, è stato scoperto, diciamo, ed è stata eliminata dai mondiali perché sembrerebbe che dal test poi hanno visto che naturalmente il cromosoma è XY. Era XY, allora, sì signore. Ora decidiamo, ora il test basta, diciamo, anche perché domani mattina potrebbe essere una persona che ora in Algeria non è proibito, penso, dato che è un paese musulmano, ma domani mattina abbiamo il contesto in cui una persona nasce realmente uomo, con gli attributi da uomo, e poi decide di cambiare sesso. Allora, dobbiamo Vabbè, lasciare... ma qui non stiamo parlando di cambio di sesso, per cui no, anche l'obiezione che fanno è però in Algeria se la passerebbe male. E lei fuori esternamente è una femmina con tutti gli attributi di femmina. Poi dentro c'è il DNA col cromosoma XY e il testosterone. E quella roba lì non è che l'ha scelta lei, c'è nata così. Quindi che volevamo fare? Altra cosa che mi permetto di dire, Lorenzo. Vai. Tra il 1991 e il 1995 io sono stato fallimentarmente un atleta. Io ero categoria agonistica e praticavo Kung Fu Wushu. Lo so, per ridere, ci sono anche alcune mie compromettenti fotografie col kimono scuro, che sembravo più un prete che uno che fa arte marziale. Lasciamo perdere, foto che ovviamente io brucerò e getterò nelle fosse delle Marianne. La vogliamo trasmettere, prossima puntata che facciamo insieme la vogliamo. Grazie a Dio è a 1500 chilometri da qui, quindi non l'avrete. Ma a un certo punto io, da cintura bianca, perché mi avevano imposto di fare attività fisiche, quindi io facevo fallimentarmente praticavo fallimentarmente il Kung Fu cercando di fare il minimo indispensabile. Non me ne fregava niente, va bene? Però a un certo punto nell'attività della palestra c'erano anche i combattimenti.
Dopo il primo anno vengo promosso cintura viola e tale resto fino alla fine perché, ripeto, non me ne fregava niente. Però venne la stagione che si facevano gli incontri, i combattimenti sia interni tra gli allievi che con i ragazzi di altre palestre. Addirittura si fece un incontro al Palazzetto dello Sport di Vibo Valencia e le categorie andavano a chili. Ora, nel 1994 io pesavo 75 kg ed ero alto circa 1,75 m più o meno, che poi sono arrivato ad arrivare a 1,90 m quanto sono adesso. E naturalmente a un certo punto si trattava di fare i combattimenti e il maestro andò da mio padre e gli disse: senta, io non lo posso fare combattere, perché siccome si combatte per categoria di peso, questo pesando 75 kg è un ragazzo di 14 anni che si trova davanti magari uno di 18-20 che è già cintura nera e pesa 75 kg come lui, e di conseguenza quello lo smonta vivo sul tatami. Allora, io ero un maschio che era destinato a combattere con un altro maschio. Il criterio discrimine, il criterio anzi di inclusione era il peso, non altro. Per effetto di quel criterio che era il peso, io rischiavo seriamente di andare contro uno più grande di me di 5-6 anni, che pesava come me, era più preparato di me, aveva evidentemente più forza di me, e io probabilmente mi sarei rotto un braccio, sarei finito all'ospedale. Allora, come dobbiamo ragionare? Qua si è fatto un criterio ideologico, perché l'atleta algerina era stata esclusa dai campionati a responsabilità della Federazione Mondiale di Box. È stato il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, a dire no, noi in nome dell'inclusione facciamo questa cosa, è una donna. Vedi cos'è la cosa che mi dà fastidio? Quindi capisci, è lo stesso principio che mi stava portando ad acchiappare mazzate e finire all'ospedale. In virtù dell'inclusione e del non dire di no, ma non dire di no, sarebbe forse un po' di pragmatismo nell'analizzare le cose. E noi abbiamo distrutto i sogni di un atleta, della nostra atleta, ma magari anche delle prossime atlete che affronteranno naturalmente questo pugile, io ti dico la verità, non ho ancora capito bene la questione e mi informerò bene, però perché sono anni di allenamento che poi vanno in fumo magari perché si scontrano, e quindi questa è la cosa che mi lascia di stucco, che in tutto questo viene magari giustamente anche, perché non c'è la sensibilità verso chi abbiamo dall'altra parte, perché guarda, è fastidioso, poi naturalmente i social fanno diventare tifoseria, quindi i social lasciamoli perdere, perché hanno creato le tifoserie, quindi sfondano, c'era tutte queste battute, dagli delle mazzate, cioè è diventato veramente una fogna. Però molte volte andiamo a pensare giustamente a non offendere, a includere, che non è sbagliato, ma quando te, facendo questa operazione, vai a discriminare altri, la morte dell'inclusione vuol dire che te, per includere, ledi dei diritti di altre persone. In questo caso la nostra atleta, che ha visto naturalmente gli sforzi di anni e anni di allenamenti agonistici in fumo, perché uno probabilmente si prepara alle Olimpiadi, vengono ogni 4 anni e magari non avrà più la possibilità, poverina, di partecipare da protagonista. Allora, il criterio di eguaglianza dice che a condizioni uguali, trattamento uguale, a condizioni differenziate, trattamento differenziato. Non erano uguali, punto. Non erano uguali, questa è la realtà dei fatti. Non è colpa dell'atleta algerina, è stata la natura che l'ha fatta così, benissimo, ma tu non puoi soprassedere a un dato di fatto semplicemente perché devi fare l'inclusione, perché devi fare la battaglia ideologica. A me queste Olimpiadi fanno vomitare, posso dirlo? Hai fatto il bagno anche te nel Tamigi, secondo me. Scusami, nella Senna. Nel Tamigi sono tornati nella Senna, perdonate, vabbè, adesso sono andato un po' più in alto. Beh, guarda, errore grossolano. Hai fatto anche te il bagno nella Senna, allora? No, guarda, per fortuna no. E poi ho trovato veramente
parafascista quello che è stato fatto prima dell'inaugurazione, quando abbiamo visto la sindachessa di Parigi, Anne Hidalgo, che si è fatta il bagno con la muta per far vedere che che la Senna era balneabile. Tu sei troppo giovane per ricordarlo, ma nel gennaio del 66... Ha parato quello che c'ha. Te sei troppo giovane per ricordarlo. Hai 2 anni più di me. Ma vaffanculo, va. Vaffanculo lo stesso. Però, detto ciò, nel gennaio del 66, quando la Spagna era una dittatura fascista vera, non le chiacchiere, un B-52 ha sbagliato a fare rifornimento in aria, e la racconta anche Bukowski in un suo articolo. Cosa è successo? Che il B-52 è caduto, sono cadute 4 bombe atomiche da 1,5 kg l'una in un paesuzzo che si chiama Palomares. Palomares è un paese affacciato sul Mediterraneo. Non ci andate a pescare? No. Cosa successe? Successe che le bombe caddero a terra, 2 sulla terra, una alla foce del fiume, la terza è caduta in mare, ci sono voluti 80 giorni per recuperarla, ma la particolarità è stata che le bombe non esplosero, ma si aprirono e uscì il ripiano nucleare, il ripiano atomico. Vennero gli americani, ci fu una querelle diplomatica tra la Spagna di Franco e l'America di Lyndon Johnson, decontaminarono, bonificarono, fecero e dissero. Alla fine, dopo 3 mesi, l'8 marzo del 66, quello che era l'enfant prodige, l'enfant terrible del franchismo, l'allora ministro delle informazioni e turismo Manuel Fraga Iribarne, che poi è stato il fondatore, tra i padri della democrazia spagnola, si presentò in un posto a 10 chilometri da Palomares con tutti gli inviati della televisione spagnola, la radio spagnola, i cinegiornali, e si fece il bagno con l'ambasciatore americano. Si fece riprendere per far vedere che a Palomares era tornata la fiducia e non era più inquinato. Poi, dopo sta cosa, a 15 chilometri da Palomares, sono andati a farlo anche sulla spiaggia di Palomares, pochi minuti, e se ne sono andati. Allora, diciamo una cosa, perché è giusto dirlo per gli amici spagnoli. Spagna, paese che è nel mio corazon, ci mancherebbe pure, un Sud Italia che ce l'ha fatta la Spagna. E dicevo, la Spagna è bellissima, e aggiungerei anche a Palomares, per fortuna, nessuno si è beccato cancri a gogò dal 66 ad oggi, quindi l'hanno fatta la pulizia. Però a me, quando io vedo queste scene del potere che fa questa blasfema transustanziazione di se stesso, che si butta in acqua, che fa vedere che l'acqua della Senna è pulita, ecco, a me ha ricordato la Spagna franchista, uguale. Sì, assolutamente. Anche perché poi ci sono delle atleti che hanno passato la giornata a vomitare, quindi penso che è schirchiacoli come se piovesse proprio in quelle acque del Tamigi. Deve essere il cavallo di Stella della Senna. Va bene, no, assolutamente sì. L'unica cosa che mi ha veramente, invece, ritornando alla questione dell'incontro di box di ieri, che mi ha dato fastidio, sai che sono stati i 2 cronisti, non mi sono piaciuti proprio per niente, sono stati vomitevoli, perché stanno suonando... non diciamo vomitevoli, che non è giusto. Va bene, sono stati però sgradevoli, ecco. Bravo, scusa, hai ragione, torni dietro, perché sono rimasto al vomito legato alla Senna, quindi mi scuso, hai ragione. Sono stati molto sgradevoli, perché c'è la sofferenza, al momento, una persona che è sotto pressione, gli arriva, fra parentesi, un fischione nel naso, sente dolore, fra parentesi dovrebbero essere persone anche esperte, perché commentano la box, saranno ex atleti. Ma perché devi dire quelle parole? Perché devi dire... No, a una che le è andata addosso un treno in questo modo non puoi dire mi sono ritirata, mi faceva troppo male, sei sicura? Sì, sei sicuro. Allora? Sì, sei sicuro. Anche nell'intervista non mi sono piaciuti, proprio devo dire la verità. È stata come un'accusa, come un voler inquisire, o togliergli delle parole che magari lei giustamente non voleva neanche dire, perché nella polemica ha fatto estremamente... No, lei, devo dire la verità, è stata molto professionale, va detta, umana e professionale è stata. Quindi, poco da dire. Questo è il discorso. E molto, fammi dire, dato che le femministe non si arrabbiano, sono stati proprio maschilisti. Sono stati spregevolmente maschilisti, e qua veramente la parola maschilismo c'entra con la parola che
perché sono proprio maschilisti, hanno trattato questa ragazza male, l'hanno trattata male con supponenza e superiorità. Quindi le femministe su queste cose incazzatevi un po' di più, che insomma non fanno male. Antonino, sono le 19:28 minuti, grazie di questa mezz'ora, di questa calda mezz'ora. Ci risentiamo poi dopo agosto, non so cosa ci riserverà il futuro, se questa unione incivile fra noi due andrà ancora avanti. Certo che sì. Dici? Ci hanno pure premiato. Cioè, No, allora, il 26 di agosto riparte Capitaneria di Porto dalle 10:30 alle 12. ok. Dal 2 settembre ci sarà Zoom, sempre dalle 10:30 alle 12, quindi al venerdì faremo chilometro Zoom al mattino, se ci sarai. Bene, va bene. E poi dal 26 di settembre, tornando PG Pellegrin, Zoom riprenderà la sua collocazione nel drive time, quindi poi dopo andremo lisci come l'olio. Questo è il programma che ci attende, mio caro. A Capitaneria di Porto parleremo di oggetti nostalgia, oggetti dell'estate che suscitano nostalgia. Tu ne hai uno? Le mie estati, sai che sono sempre state estati di lavoro, quindi in mare a pescare. Non sono come te che hai queste sentimenti da cornetto Samontana dell'estate. Guarda, mi stanno venendo le lacrime le mie estati passate a pescare. Questi ricordi da cornetto Samontana legati a Jerry Calà, abbronzatissima. La mia prima volta fu con una peripatetica nel porto di Maiorca, 50 pesos. Lei aveva 74 anni, eppure mi sono fatto uomo prima di tutti gli altri. I giovani d'oggi non vogliono lavorare, non vogliono fare nulla. Io invece esco, mi faccio 24 ore di mare, torno a casa e se voglio posso anche uscire e andare a correre la maratona di New York fresco come una rosa. E questo qui vi parla del cornetto. Che cosa ne sa lui del cornetto? Io lottavo con i pesce spada. Facevamo scherma col pisello contro il pesce spada. Ecco, dopo il pisello contro il pesce spada, dato che ormai qua Giulio fortunatamente è in vacanza e spero che il direttore lo stia seguendo, perché semmai noi veramente non andiamo più in onda sulle frequenze Radio Libertà. No, io sto pensando a uno che sta ridendo mentre ci sta ascoltando. So io chi è quello che sta ridendo. Salutiamo Antonino Danna. Ciao Anto, ci sentiamo. Ciao, un abbraccio. Ciao Anto. E noi andiamo in pubblicità. Cosa ascoltiamo adesso? Ciao Lorenz. Ciao Anto. Ciao Antonino. E allora noi ci prendiamo qualche minuto, intanto poi avremo qui Parlamento, abbiamo un pezzo che secondo me è molto significativo. Vi ho detto all'inizio che abbiamo il grande Frank che era precursore dei tempi, abbiamo un Frank tutto italiano che si chiama Giorgio Gaber, forse anche superiore per certi versi, che con questo pezzo vi fa capire quanto aveva capito. Un pezzo degli anni 2000, questo riproposto in questa versione, ma è molto più vecchio perché faceva parte del tratto canzone e vi lascio naturalmente dopo lo stacco pubblicitario parte Si può di Giorgio Gaber da Libertà Obbligatoria. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea. Grazie Lorenzo, come non dare ragione a Giorgio Gaber, tra tutte le ideologie che abbiamo rifiutato, l'unica grande invenzione che ci piace davvero è questa dittatura imposta dal mercato, veramente, veramente un grande, un grande. E allora, sigla, perché abbiamo un gradito ospite, Simone Bailey, vai con la sigla di Qui Parlamento, vai! Qui E allora Parlamento. E allora diamo il benvenuto all'onorevole Simone Billi, un amico, un parlamentare sempre, diciamo, attivo, ma soprattutto particolare rispetto agli altri perché lui è stato eletto all'estero. Quindi, insomma, sì, soprattutto incentra la sua attività parlamentare portando avanti le istanze degli italiani residenti all'estero. Buongiorno Simone. Ciao, Buonasera, ciao a perdonami tutti i Simone. radioascoltatori di Radio Libertà. Buonasera, buonasera. Allora, intanto grazie di essere qui con noi. Parlaci, perdonami, di questo progetto di legge proprio legato ai consolati, al tema dei passaporti, alle maggiori risorse che arriveranno ai consolati grazie a questo PDL e naturalmente anche un po' della tua attività, perché è una, diciamo, sempre una cosa, quello degli italiani residenti all'estero, che passa di tono, eppure sono tantissimi, hanno delle grandissime comunità, insomma, che te conosci anche molto bene nella tua attività da parlamentare. Sì, è vero, gli italiani all'estero sono quelli regolarmente iscritti nei consolati, circa 7 milioni in tutto il mondo. In Europa, solo in Europa, circa 3 milioni. E poi ce ne sono tantissimi che vanno all'estero, si trasferiscono e purtroppo non si iscrivono al consolato, cosa negativa. E devo dire che uno dei maggiori problemi della comunità italiana all'estero è proprio quello dei servizi della rete consolare, che sono peggiorati tantissimo in questi ultimi 10-15 anni per diversi motivi. Se posso, giusto per accennarli velocemente, da quando ci fu il governo Monti, con la spending review, la pubblica amministrazione italiana è stata tagliata parecchio e sono stati tagliati anche chiaramente i dipendenti della Farnesina e i dipendenti dei consolati. Gli italiani all'estero, per esempio, nel 2006 erano circa 3 milioni, come vi dicevo prima, oggi sono quasi 7 milioni, quindi sono più che raddoppiati. E poi ci sono state tante questioni, il Covid che ha obbligato alla chiusura di diversi consolati, ci sono state nel 2022 ben 3 elezioni che hanno aumentato il carico di lavoro dei consolati, la carta di identità elettronica che è disponibile anche per gli italiani all'estero, ma che ha aumentato un incremento notevole di richieste appunto di nuove carte di identità all'estero. Quindi tutto questo ha comportato e sta comportando notevoli disagi per l'utenza, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo dei documenti, passaporti e carte di identità. Assolutamente, ecco, ti faccio una domanda, ma anche dal punto di vista politico, questa diciamo è fuori sacco la domanda, perché tu sei legato naturalmente alla parte europea, i residenti naturalmente nei paesi europei, non solo Gran Bretagna, mi viene da pensare, e altri anche fuori dalla comunità europea, ma io ho l'esperienza, ad esempio, di mia sorella, che ha vissuto tanti anni in paesi come l'Australia, e vengono un po' dimenticati gli italiani all'estero, anche dal punto di vista politico, anche una colpa, devo dire la verità, del centrodestra che forse non ha mai lavorato per implementare. Io mi ricorderò sempre che mi raccontò una volta mia sorella che arrivò addirittura del materiale, diciamo, per le elezioni, insomma, non ti dico già con scritto chi dovevano votare, ma dentro c'erano anche insomma, proprio santini veri e propri. C'è questa attenzione anche, diciamo, dal politico. Ora, te sappiamo, sei stato rieletto ben 2 volte Sì. proprio nella tua circoscrizione, quindi il tuo lavoro è confermato dal lavoro che fai insomma, per rappresentare queste comunità. Ma c'è l'attenzione, secondo te, della politica italiana, non solamente dei consolati, diciamo, delle istituzioni, ma del politico italiano su queste tematiche? Ma senti, innanzitutto sì, sono stato eletto in una circoscrizione Europa che è tutto il continente europeo, non solo l'Unione Europea, quindi come dicevi giustamente te, tutti i paesi dell'Unione Europea, ma anche la Gran Bretagna e per esempio la Svizzera.
Ma per quanto riguarda quello che ti faceva notare tua sorella in Australia, non ho ben capito di cosa si tratti, però considera che spesso durante le elezioni, siccome il sistema di voto per gli italiani all'estero è postale, cioè l'italiano all'estero riceve alla propria abitazione all'estero un plico elettorale, quindi apre il plico, ci trova tutte le istruzioni, lo compila, chiude la busta e la invia al consolato. All'interno di questo plico ci sono anche i nomi dei vari candidati. Ora non ho ben capito, tra le istruzioni che ci sono appunto i nomi, non solo dei candidati, ci sono i nomi. No, se mi sembrava, ma non ti vorrei lanciare una denuncia perché mi sembra, dovrei approfondirla, però mi sembrava quasi come avesse raccontato all'epoca, non facevo ancora politica, che gli fosse arrivato addirittura questo materiale, ma diciamo anche con diciamo, il santino, diciamo, lo slogan elettorale del candidato X o del candidato Y. Questo era quello che mi era stato segnalato, ma parliamo di anni or sono, perché ora mia sorella è ritornata in Italia, quindi ti racconto questo aneddoto che magari meritava giustamente anche di essere denunciato, perché è una cosa abbastanza grave se per caso è successo. All'interno del plico elettorale mi sembra strano. Mi ricordo durante le scorse elezioni del 2022, durante le politiche, ci fu un video che girò virale sui social dove si vedeva una persona che apriva, un italiano all'estero, che apriva il proprio plico elettorale e c'era dentro un santino di un candidato. Però poi si è visto, analizzando bene il video, che questa persona l'aveva fatto apposta, perché si vedeva che il plico era già stato aperto. Infatti si vedeva, mi ricordo dal video, che nella fessura dove si deve leggere l'indirizzo, perché il plico è un bustone grosso con una parte trasparente dove si legge il nome, cognome e l'indirizzo di chi lo riceve. Mi ricordo che vedendo bene questo video si vedeva che in questa fessura non c'era nessun nome, non c'era scritto niente, c'era una cosa bianca. Quindi era chiaro che questa persona... Però mi informerò perché mi sta anche scrivendo che mi ascolta mia sorella e mi diceva che era successo. Ti farò avere qualche informazione in maniera informale, vediamo se all'epoca non era ancora, diciamo, parliamo magari 2015, non era ancora così, insomma, avvezza la gente a fare video o foto magari, però vediamo un attimo se ho qualche informazione e te la giro. Ti faccio un'altra domanda, però c'è interesse da parte della politica, sappiamo del tuo impegno, ma siamo presenti, faccio anche l'esempio proprio del partito della Lega, negli altri contesti internazionali, c'è questa attenzione verso i nostri elettori all'estero, comunque sia comunità importanti che, fra parentesi, portano anche lustro molte volte. Mi è capitato molte volte di andare, porto sempre l'esempio dell'Australia, e vedere comunità di grandissimi lavoratori, grandissimi imprenditori, persone che all'estero fanno realmente la differenza. Certo, considera una cosa, non è facile rispondere alla tua domanda. Io ti posso dire un paio di osservazioni che mi vengono in mente sulla base della mia esperienza personale, perché molto spesso i miei lettori o comunque gli italiani all'estero che incontro si lamentano di questo fatto. Io ti posso dire che un paio di giorni fa sono stato proprio qui a Roma ad una riunione in un quartiere e anche i romani si lamentavano che la politica non li considerava e i parlamentari non li consideravano. Quindi diciamo che il lamentarsi in genere può essere anche una caratteristica comune dell'italiano. È vero che però all'estero è comunque molto più difficile, soprattutto poi quando si parla di paesi lontani come per esempio l'Australia, è molto più difficile riuscire a mantenere un contatto anche istituzionale con l'italiano all'estero. Quello che ti accennavo prima, il problema della rete consolare, invece è un grosso problema, ma purtroppo è un problema di tutta l'amministrazione pubblica italiana, perché anche qui a Roma ho visto che ultimamente i tempi medi per la richiesta di un passaporto sono di circa 10 mesi qui a Roma. Quindi il problema che ha la rete consolare all'estero è di sicuro un problema specifico, però non è un problema isolato. Anche in Italia c'è esattamente lo stesso problema. Assolutamente sì, hai ragione. E penso che tutti lo sappiamo quanto sia difficile purtroppo se ha da viaggiare o fare un passaporto in velocità, perché poi te lo scordi magari anni nel cassetto se non viaggi, poi riuscirlo a fare in tempi brevi.
Una domanda, Simone, poi ti lascio. Come va? Io ti avevo lasciato la scorsa legislatura, penso, naturalmente, dimmi se sbaglio, per la tua attitudine, naturalmente, sei rimasto in Commissione Esteri. Come va l'attività della Commissione Esteri, anche con l'amico Paolo Formentini? Come sono i lavori in questo momento? Fra parentesi, un momento in cui a livello internazionale le problematiche non sono poche. Sì, esatto, hai assolutamente ragione, è vero, io sono stato rieletto nel 2022 e per la prima volta sono stato eletto nel 2018. La scorsa legislatura è stata molto particolare perché abbiamo avuto il Covid, il lockdown, e anche una volta che diciamo il Covid era passato, il lockdown era finito, comunque prima di ripartire ad una vita normale ci sono voluti diversi mesi. Anche in Commissione Esteri abbiamo risentito di questo fatto. La Commissione Esteri ha avuto un periodo nella scorsa legislatura più tranquillo a causa proprio del Covid. Ora invece hai visto, dopo il Covid sono scoppiati ci sono stati un sacco di problemi. Abbiamo queste due guerre, di cui una proprio alle porte di casa nostra, quella con l'Ucraina, e tante altre questioni. Da poco per esempio c'è il discorso sul Venezuela, seguiamo anche da vicino il problema su Taiwan. Insomma, ci sono tantissime questioni che vanno gestite, su cui bisogna lavorare, che bisogna monitorare e bisogna seguire da vicino. Per esempio con l'onorevole Formentini, come tu accennavi, vicepresidente della Commissione Esteri, abbiamo aperto da poco un comitato sull'Indo-Pacifico, anzi devo dire che il comitato sull'Indo-Pacifico è stato aperto proprio su sua iniziativa, su iniziativa di Formentini, ed è la prima volta che nella storia della Repubblica Italiana si pone così tanto l'attenzione su quest'area del globo che sta diventando sempre più importante e che molti altri paesi già monitorano in modo molto attento e molto dettagliato. Il nostro paese sta cominciando adesso a porci un po' più l'occhio, a porci un po' più l'attenzione, lo faremo sempre di più in futuro. L'Indo-Pacifico è una regione in crescita, è una regione che ha tantissimi abitanti, il reddito medio è in crescita, stanno crescendo i lavoratori, quindi è nell'Indo-Pacifico che c'è il presente e sarà nell'Indo-Pacifico che ci sarà anche il futuro. Poi devo dire che come definizione l'Indo-Pacifico è un po' labile, nel senso che bisogna vedere, ci sono delle definizioni che vogliono comprendere nell'Indo-Pacifico sia la Cina sia le sponde dell'India fino a quasi arrivare all'Africa. Ci sono definizioni invece che vedono l'Indo-Pacifico una regione più ristretta. Comunque la si guardi, è una zona in crescita, è la zona, appunto, ripeto, commercialmente del presente e del futuro, quindi sarà sempre più importante per noi come paese, per le nostre esportazioni, ma anche per la nostra sicurezza. Assolutamente, pensiamo solamente dall'Indo-Pacifico ai traffici internazionali, il traffico marittimo, e sarebbe da parlare tantissimo, anzi ti inviterò una volta, se vuoi, proprio in trasmissione a parlare anche di ETS, di problematiche di tassazioni, di commerci esteri, perché sarebbe molto interessante, sia sotto l'aspetto, diciamo, delle infrastrutture, ma anche dal punto di vista dei rapporti con gli altri stati, perché noi come Europa continuiamo a tassare, ad esempio, le nostre imprese o comunque i nostri porti in questo caso, mentre diamo una volata in questo caso ai porti esteri, soprattutto i porti esteri del Mediterraneo. Quindi sarà tanto da parlare, perché si tratta veramente delle rotte commerciali che partono da Singapore e arrivano negli Stati Uniti passando dal Mediterraneo. Quindi saranno veramente un tema che magari approfondiremo il prossimo autunno insieme. Io ringrazio l'onorevole Simone Billi per il tempo che ha dedicato a noi, e grazie Simone, e naturalmente buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, ciao a tutti. E allora, sono le 19:49 minuti. Avete ascoltato quasi 2 ore di deliri, a parte naturalmente queste piccole, diciamo, stacchi dove intervistiamo persone, diciamo, del tutto normali, ma soprattutto al pezzo sugli argomenti. Poi abbiamo avuto questo sbandamento completo con l'amico Antonino Danna. Io mi perdono naturalmente se abbiamo toccato qualche sensibilità. Sapete che abbiamo mezz'ora di slang dove anche le parole diventano un po' più da fascia protetta, insomma, da esterno da fascia protetta, insomma, andiamo un po' sul volgarotto andante. Naturalmente mi scuso se abbiamo offeso la sensibilità di tante persone rispettabili che ascoltano questa radio.
io vi do appuntamento quindi al prossimo mese, mi sembra di capire, ma sono cose in divenire, quindi vedremo cosa fare. Quindi a fine agosto, insieme a Antonino Danna, al mattino del venerdì, per cominciare a parlare di temi agricoli, temi della pesca, naturalmente il nostro agroalimentare, dei prodotti tipici del cibo, del pesce, del formaggio, dal prosciutto crudo di Parma, alle coltivazioni. Avremo un focus sul grano, con degli interlocutori, fra parentesi, di altissimo livello, però insomma avrete da aspettare, quindi godetevi questa calda estate per chi può andare in ferie, per chi lavora naturalmente, insomma, buon lavoro, anch'io lavorerò e non andrò in ferie, quindi insomma un po' di empatia nei vostri confronti ce l'ho. Vi lascio con questo pezzone, che non è un pezzo famoso, ma è un pezzo famoso in sé, perché è Hoedown, che è un pezzo della tradizione americana, diciamo un po' folk, ma rifatto da una super band che sono i Bella Fleck and the Flaxton. Banjo, Bella Fleck, Victor Wooten, grandissimo bassista, quindi ascoltatevi questi mostruosi musicisti perché meritano veramente il vostro ascolto. Ci risentiamo fra qualche settimana, vi voglio bene e un caro saluto a tutti voi. Ciao da Lorenzo Viviani e ciao anche naturalmente a te, grande Lorenzo Barbonari, che è sempre il numero 1 in regia. Ciao a tutti!